Buon pomeriggio, ben ritrovati a Filo Diretto. Ormai lo sapete, martedì si parla di salute e oggi non parliamo di salute in senso lato, in senso fisico, però di un argomento che aiuta anche le famiglie, genitori e figli a vivere meglio e a organizzarsi meglio e a rapportarsi meglio con la società. Lo spunto ce lo dà l'ULSS 22, della quale abbiamo due rappresentanti qui in studio, che da 20 anni offre alla popolazione di tutta l'ULSS, dunque da Malcesine a Bussolengola, a Valpolicella sino a Villafranca, dei servizi importanti che sono i servizi territoriali. Allora, qui in studio abbiamo il responsabile dei servizi territoriali dell'ULSS 22, che è il dottor Paolo Giavoni. Buongiorno dottore. Alla mia sinistra invece c'è Paola Zermian, che è un'educatrice territoriale. Buongiorno anche a lei. Allora, ruoli diversi hanno queste due persone, però lavorano ovviamente tutte e due nello stesso ambito. Allora dottore, inizio con lei. 20 anni, e l'occasione di parlare di questi 20 anni è un convegno che voi farete ho qui la locandina a sabato a Domegliara, no? Un convegno che si chiama Soffiano 20 nuovi, un 20 numero che vabbè, per celebrare i 20 anni, però i 20 nuovi. Quali sono questi 20 nuovi? I 20 nuovi sono quelli di un servizio educativo territoriale, che già la parola educativo e territoriale la dice lunga sull'approccio e su quello che noi intendiamo fare. In questi 20 anni questo servizio è formato da educatori professionali, dipendenti dell'ULSS 22, hanno così fatto la loro attività in tutti i comuni della ULSS, attività che riguardano, come dice anche la parola territoriale, tutto un contesto di comuni e in particolare anche la popolazione con minori, giovani, famiglie. Che cosa offrite voi come servizio alla popolazione? L'educatore professionale proprio svolge attraverso dei progetti educativi una serie di attività a favore della popolazione, che vanno dal sostegno alla genitorialità per quanto riguarda i bambini piccoli, a centri di aggregazione, centri giovani, tutta una serie di attività sia per la promozione dell'agio ma anche contro il disagio, perché come sappiamo nei nostri territori spesso ci sono situazioni di difficoltà. Ecco, quindi voi seguite, diciamo, dai minori, dagli 0 anni fino proprio al genitore, insomma, come percorso. Voi avete questa ampissima fascia d'età. Sì, esattamente, è una fascia di popolazione molto ampia, che però ci consente di lavorare molto sulla prevenzione e far sì che le situazioni poi di disagio non possano diventare, come nel nostro linguaggio si dice, situazioni di tutela, cioè situazioni in cui poi la famiglia non è più così educativa nei confronti del minore e avvengono episodi di maltrattamento, trascuratezza, e quindi poi si arriva all'affido familiare o alle comunità. Questo servizio sta un po' prima ed è quello un po' che aiuta anche le comunità locali. A uscire magari da una situazione di disagio. Il ruolo invece, abbiamo capito dal dottore che cosa fate, il suo ruolo come educatrice qual è? Allora, il ruolo dell'educatrice, un po' come diceva il dottor Paolo Giavoni, è proprio quello di lavorare all'interno di un comune, il proprio comune di riferimento, all'interno del servizio socio-educativo, che è composto dagli educatori, uno o più a seconda della popolazione, e l'assistente sociale, e sotto un assessorato, perché noi ovviamente abbiamo dei riferimenti politici all'interno del comune che danno un po' le linee politiche, però in realtà il vero partner reale e vivo dell'educatore territoriale è la comunità. La comunità in tutte le proprie peculiarità, e quindi da un certo abbiamo sia altri leader o agenzie formali e informali del territorio che vanno dalla scuola alla parrocchia alle associazioni, che già lavorano sul territorio per creare appunto questo benessere e questo atteggiamento propositivo di tutela nei confronti dei minori e delle famiglie, e le singole persone, i singoli minori e le singole famiglie che accompagnano questi minori. Il nostro ruolo è interessante perché noi, essendo super partes e quindi perseguendo, come dire, come obiettivo il benessere della comunità, del minore e della famiglia, ha la possibilità di fare rete di queste agenzie già presenti sul territorio, perché il nostro indirizzo, la nostra linea è quella di intervenire per cercare di potenziare la comunità educante all'interno della quale noi lavoriamo.
Quindi sono, chi è che vi manda, i clienti è una brutta parola, gli utenti vostri, chi è che ve li manda? Allora, diciamo così, che noi abbiamo la fortuna di vivere quotidianamente il territorio, il che significa che ovviamente abbiamo lo sguardo sui bisogni impliciti e espliciti che la comunità ci porta, e quindi è la comunità stessa che, riconoscendoci sul territorio come servizio, ci viene a chiedere o ci viene a esporre quelle che sono le emergenze oppure le potenzialità anche che ha lo stesso territorio. Ovviamente questo contatto con le scuole, con le parrocchie, con gli altri enti che hanno... Le segnalazioni possono arrivare anche dall'esterno, certo, dalla scuola o dalla parrocchia. Do la linea alla regia perché c'è la prima fascia pubblicitaria, poi entriamo allora nel cuore del problema, della realtà dei servizi territoriali. Eccoci di nuovo insieme in diretta per parlare dei servizi territoriali che l'ULSS 22 mette a disposizione dei suoi cittadini da ben 20 anni. In 20 anni, dottore, ne avrete viste tante. Sì. Ne abbiamo viste molte anche perché abbiamo visto cambiare i bisogni della popolazione e in particolare lo vediamo soprattutto sui genitori, sui giovani genitori. Quando una volta c'erano nell'accudimento anche dei figli piccoli, c'erano le nonne, le zie, le corti, adesso anche e soprattutto perché nei nostri comuni molte persone vengono da fuori, quindi non hanno legami familiari o sono lontani, e la necessità di condividere con qualcuno anche l'aspetto educativo, cosa devo insegnare a mio figlio, cosa devo fare quando fa i capricci, cosa faccio, perché spesso questi problemi che sembrano insormontabili gestiti da solo, se gestiti in gruppo, aiuta molto a dare delle risposte. Ecco quindi le nostre metodologie, che non va solo sui genitori ma anche sui bambini, sui ragazzi. Voi lavorate con tutti e due, bambini e genitori insieme? Sì, lavoriamo insieme, è un po' la metodologia del gruppo, cioè il gruppo che aiuta a far sì che la genitorialità è una cosa che tutti hanno, va solo aiutata, condivisa e insieme. Ecco, ma i genitori hanno bisogno anche loro, perché spesso si dice al proprio figlio, cioè si pensa che sia il ragazzo o il bambino che non è capace di adeguarsi. A volte sono anche i genitori, siamo anche noi magari che abbiamo bisogno di aiuto. Sicuramente il contesto culturale in cui ci troviamo a vivere tutti ha messo in crisi, chiamiamola l'adultità, nel senso che comunque tutti i messaggi che ci arrivano e proprio il contesto sociale, la richiesta continua di prestazione, tutti quegli aspetti insomma di incertezza e precarietà che noi come adulti viviamo quotidianamente sono aspetti che ovviamente trasmettiamo e sentono anche i ragazzi, i quali forse hanno anche meno strumenti di noi per poterli affrontare. Quindi in questo panorama generale di incertezza non è che esistono genitori che non sono capaci, esistono genitori che hanno bisogno forse di riconoscersi delle competenze e di sentirsi parte di una comunità che in questo momento è assolutamente invece disgregata e la tendenza all'individualismo comunque, e credo che questa sia un'esperienza che ognuno di noi viva, e questo ovviamente può aiutare i genitori a scoprire. Infatti il nostro indirizzo anche con i ragazzi non è mai quello di dire loro cos'è giusto, ma cercare di fare in modo, attraverso l'educare, che loro prendano la migliore forma che hanno già. E che ci arrivino da soli ovviamente. E che ovviamente siano accompagnati a questo, ma che facciano un percorso di totale autonomia e indipendenza all'interno di una serie di offerte che noi possiamo fare di provocazioni, di domande più che di risposte. Certo. Quindi il nostro tentativo è proprio questo, non quello di performare ma di educare. Ecco, sono i comuni che mettono a disposizione la location, la sede o le ULSS? Allora, l'ULSS 22 è come dire il cappello al sotto del quale, e che tra l'altro è importantissimo, perché ovviamente noi educatori territoriali siamo 37 su meno comuni, 32 comuni, abbiamo la possibilità anche di confrontarci sulle esperienze, di condividere le buone prassi, perché abbiamo un coordinamento interno all'ULSS. I comuni danno una quota pro capite per poter avere questo servizio delegato e l'educatore all'interno di ogni comune ha i propri spazi e le proprie risorse anche di bilancio comunale per portare avanti la progettazione. Certo. Sono servizi richiesti, dottore? Direi... Cioè avete molti utenti? Sì, direi molti, perché come dicevo prima sull'aspetto del sostegno alla genitorialità veramente c'è una propria richiesta, un proprio boom di richieste
in cui mamme con bambini magari che non vanno anche all'asilo o le tengono durante il primo anno, il secondo anno di vita a casa, hanno proprio la necessità di incontrarsi con altre mamme, quindi c'è una richiesta veramente forte. Poi per quanto riguarda l'aspetto anche ludico, ricreativo, non sempre le parrocchie riescono a garantire i GREST, i centri estivi, e quindi di fatto l'amministrazione garantisce questi servizi alla popolazione, quindi abbiamo numeri anche molto grossi durante l'estate per fare questi tipi di attività, per poi lavorare anche su numeri un po' inferiori, perché poi insomma le possibilità noi le diamo e ciascuno sceglie cosa desidera. Per quanto riguarda anche gli spazi di aggregazione dei ragazzi, i centri giovani, gli informa giovani e tutti questi servizi collegati anche per accompagnare i ragazzi nel mondo nelle fasi dell'adolescenza, che sono spesso difficili. Ecco appunto, i giovani come si rapportano a questa opportunità che voi date loro? Cioè percepiscono il valore e l'importanza di una o più persone che parlino loro al di fuori della famiglia? Sì, io direi di sì, e questo lo si vede soprattutto quando ci sono i ragazzi crescendo, hanno seguito, hanno frequentato i servizi del territorio, quindi vuol dire che hanno fatto delle attività estive, hanno fatto dei centri di aggregazione, poi crescendo c'è ormai la consuetudine di rapportarsi con degli educatori, e che gli educatori fanno anche delle cose diverse in riferimento all'età che cambia, e questo ci sembra bello, interessante, accompagnare i ragazzi nel percorso di crescita. Direi sono proprio delle opportunità che noi offriamo ai ragazzi e anche poi alle loro famiglie, perché le loro famiglie, quando sanno che i ragazzi frequentano, sono nel territorio, anche perché queste cose sono nella comunità locale. Quanto è importante anche nella crescita dei ragazzi che frequentino gli spazi della comunità e si affezionano per poi diventare anche magari operatori nel territorio. Questo lo vediamo col servizio civile. Sono stato qua un mese fa a pubblicizzare il bando, e su 48 posti del nostro territorio proprio per lavorare in questi servizi c'è stato veramente un boom di richieste, oltre 150 ragazzi che hanno chiesto di fare servizio civile nel territorio. Quindi che diventano una specie di educatori anche loro, magari hanno prima usufruito di questo servizio che adesso mettono a disposizione degli altri. Quindi anche una palestra di conoscenze, Direi proprio di sì, è un elemento di coesione forte della comunità locale, perché se i cittadini crescendo, i cittadini domani si occupano dei bisogni dei più piccoli, dei più deboli, quando saranno loro amministratori potranno sicuramente avere queste attenzioni sulle fragilità e sulla comunità, che purtroppo stanno sempre aumentando. Ecco, dottoressa, è facile o difficile rapportarsi con un ragazzo al giorno d'oggi? Un ragazzo normale, un adolescente normale che ha tutte le problematiche legate proprio alla sua età? Allora, io credo che sia una relazione, quindi come in tutte le relazioni ovviamente si deve avere l'attenzione di prima non imporre la propria relazione, ma di poter, con i ragazzi che incontriamo, dare loro qualcosa per il quale valga la pena impegnarsi, per cui seguendo un po' quello che diceva il dottor Giavoni, sicuramente un aspetto che noi amiamo sottolineare è quello dell'aspetto della partecipazione. Mi viene in mente un articolo in cui parlavano dei ragazzi come eroi senza qualità, e questi modelli che vengono presentati di persone che ovviamente non manifestando particolari capacità riescono a farsi spazio nel mondo, avere fama, successo, e questi purtroppo sono i modelli che vengono presentati. Noi vediamo invece che i ragazzi, nel momento in cui noi scardiniamo questo tipo di modello e chiediamo loro di rendersi protagonisti rispetto a qualcosa che interessa loro, è questo l'aggancio, e poi la relazione diventa semplice. Chiaramente gli adolescenti devono essere motivati sostanzialmente. È chiaro, questo è il nostro compito, e soprattutto il compito di non dare pacchetti precostituiti rispetto alle iniziative che presentiamo, ma ascoltare i reali bisogni che il ragazzo ci porta, perché altrimenti è troppo semplice cercare di adeguare un ragazzo a un servizio. È chiaro che in quel momento la relazione diventerebbe difficile. Certo. Nel momento in cui invece il servizio fa una rivoluzione copernicana, come noi cerchiamo di fare quotidianamente, quindi si porta al territorio e si offre al ragazzo,
il ragazzo ha la possibilità di sentirsi riconosciuto. Ecco, ci sono dei tempi per queste cose, cioè durano 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, tutto l'anno, come siete organizzati? Allora, dipende molto dai servizi, nel senso che ovviamente noi dalle attività e dalle iniziative, ci sono dei percorsi che partono e durano 5 anni, nel senso che si parte magari con un'iniziativa, ad esempio l'apertura di un centro aggregativo o faccio un esempio, l'apertura di un gruppo teatrale adolescenti, che è un'esperienza che vivo io nel mio territorio, che ha 10 anni di storia e che ha visto nel frattempo trasformarsi i ragazzi da semplici fruitori di uno spazio teatrale, ma ovviamente affrontato in termini educativi e di crescita, non solo in termini di prestazioni attoriali, in 10 anni è diventato autonomo. Questa è un po' la storia e questo è un po' l'augurio che noi ci diamo quando lavoriamo con i ragazzi, sempre parlando di adolescenti, ma anche con i genitori ad esempio, che piano piano assumono su di sé la responsabilità del proprio bisogno. Certo. E quindi poi diventino autonomo nella gestione, quindi il gruppo diventa associazione. Questa è una cosa che spesso accade sui territori, gruppi che addirittura diventano cooperative di servizi, come succede per esempio nel territorio della Valpolicella. Quindi noi diciamo abbiamo delle attività brevi, però poi tutte queste attività brevi, il nostro tentativo non è quello di fare interventi spot, perché altrimenti saremmo un ufficio manifestazioni. Sì, beh, certo. Ma è quello di creare la possibilità che i ragazzi creino, fondamentalmente. Benissimo. Ancora lì nella regia c'è un altro spazio pubblicitario, poi l'ultimo segmento di Filo Diretto, tra poco. Allora, di nuovo insieme per parlare di questi servizi territoriali che tra l'altro nella pausa pubblicitaria ho scoperto che è solo l'ULSS 22 che li organizza in tutto il Veronese. Come mai avete questa... Sono stati i sindaci di allora, negli anni 90, sono stati veramente profetici, possiamo dire così, nel pensare di offrire dei servizi alla popolazione non solo attraverso dei pacchetti precostituiti, ma attraverso un educatore che, lavorando nella sede comunale, potesse proprio intercettare i bisogni della comunità e anche ovviamente conseguentemente agli obiettivi dell'amministrazione, perché sono sempre quattrini che spendiamo nelle amministrazioni comunali, e avere un educatore proprio nel territorio, assolutamente nel comune, aiuta molto a definire delle politiche e a incontrare i bisogni che continuano a cambiare. Ecco, ma è anche bello che in tempi di coperte corte un servizio del genere continui a esistere, no? Nei comuni poi che sono i primi a pagare una crisi anche in termini proprio di soldi, perché è un servizio che costa, immagino. Sì, è un servizio che costa, perché insomma retribuire 37 educatori non è poco. Vuol dire proprio che ha una sua validità. Sì, la validità lo si riscontra tutti i giorni quando la mamma incontra l'assessore e dice: guarda, mio figlio ha partecipato a questa attività e si è trovato bene. I nostri comuni sono molto piccoli, 2.000, 3.000, 5.000 abitanti, e quindi di fatto le relazioni nella comunità ci sono. E gli assessori hanno subito il rimando, la cartina di tornasole se le attività funzionano o anche non funzionano, perché ovviamente non sempre facciamo le cose, facciamo anche degli errori, ma questo aiuta molto a ridefinire delle attività, centrare i bisogni del territorio, sempre però con un coordinamento e una formazione dell'ULSS che garantisce anche uniformità. Ecco perché in alcuni territori, spesso Bussolengo fa delle cose prima degli altri, diventano buone prassi e le estendiamo agli altri territori. Questo direi che in momento di vacche magre è una cosa importantissima, perché il rischio è sempre a macchia di leopardo, come è la nostra Veneto, ma anche dell'Italia. Eccellenze straordinarie in alcuni territori e poi ti sposti di 20 km e c'è il nulla. Ecco, l'idea di questa rete educativa sul territorio aiuta molto a dare anche le stesse opportunità a tutta la popolazione. Noi questa cosa come pubblico ci crediamo molto. Certo, immagino. Lei, dottoressa, che mi diceva lavora tanto con gli adolescenti, con i giovani, quali sono dal suo punto di vista i bisogni di questi ragazzi? Guardi, io in realtà rubo da un film che è Avatar, che mi ha molto colpito, perché a un certo punto i due protagonisti si dicono io ti vedo, per come dire che nella loro lingua probabilmente io ti voglio, io ti amo, e in realtà penso proprio che una delle esigenze fondamentali che i ragazzi manifestano è quello di essere visti, perché
È un po' il diktat di questa, cioè sembra che l'essere visti sia semplicemente avere uno spazio su YouTube o pubblicare però se noi pensiamo, questi sono tutti i segnali che i ragazzi ci mandano in cui ci dicono guardateci, noi ci siamo. E molto spesso anche la rappresentazione che viene data dei ragazzi, degli adolescenti in ambito di mass media o in ambito di... Sì, non è sempre positiva. Non anzi. è positiva e molto spesso i ragazzi sentono anche uno scarto rispetto alla rappresentazione che la società dei ragazzi più come problema a volte che come risorsa, soprattutto in tempi come questi, e quindi chiedono di avere uno spazio in cui avere parola e avere anche la possibilità di agire sul tessuto sociale e sulla propria costruzione di identità anche. Per cui credo che sia il fatto di offrire loro dei contesti di visibilità sani, sani intendo, in cui loro possono trovare delle risposte rispetto alla propria esigenza di sentirsi protagonisti, credo che sia una delle cose fondamentali che i ragazzi chiedono. Ma stanno bene in famiglia i ragazzi adesso? Ovviamente ovvio che è una cosa, sì, sì, è chiaro. Credo che ci sia la necessità per i ragazzi e per i genitori di trovare un nuovo modo di comunicare e di non pensare che il nuovo che avanza, e quindi anche per esempio attraverso certi mezzi di comunicazione che invece i ragazzi vivono quotidianamente, siano come dire da demonizzare a prescindere. Forse è importante anche che ci si cominci a comprendere. D'altronde è anche vero che ricordo sempre un'iscrizione che è stata trovata in cui si diceva i giovani d'oggi non hanno più rispetto degli anziani e dei propri genitori, e risale al IV secolo a.C. e fu detta in società romana, quindi insomma io credo che niente di nuovo ci sia sotto il sole. Ovviamente in un contesto di, come dicevo prima, di incertezza è evidente che emergono maggiormente le fragilità delle relazioni, questo è evidente. Anche perché è cambiato, dottore, il modo, cioè quando noi eravamo adolescenti eravamo completamente diversi da come lo sono i nostri figli adesso, ovviamente perché è cambiata la società, cioè, c'è stato l'avvento di internet, l'avvento dei computer, dei telefonini, cioè è tutto diverso. Stavamo meglio noi, a suo avviso stanno meglio loro? Ma ogni epoca ha i suoi pro e i suoi contro. Dico, quello che sono cambiati sono un po' i punti di riferimento, i valori di riferimento. Un cardinale alcuni anni fa parlava di emergenza educativa e la Chiesa su questo intervento, sull'educazione ci sta puntando molto, non a caso il documento dei vescovi, che quando i vescovi scrivono qualcosa lo fanno, insomma ci pensano quando lo fanno. Gli orientamenti pastorali per il prossimo decennio parlano di educazione, educare alla buona vita del Vangelo, quindi vuol dire che anche la Chiesa italiana ha scelto come tema centrale l'educazione. La differenza che la si può vedere è il sistema valoriale che prima era definito, buono o brutto che fosse, ma c'era un contesto in cui la comunità locale definiva dei valori, tu potevi trasgredirli ma sapevi se eri dentro o fuori queste cose. Adesso non c'è più. Quindi c'è questo relativismo dei valori e chi, se non la famiglia, deve in qualche modo definire dei paletti e mettere dei punti di riferimento. Questo purtroppo vediamo che molti genitori fanno fatica. Il genitore adesso, il genitore ideale, ammesso che esista, che non esiste, deve essere un genitore amico o un genitore che quando serve bastona? Assolutamente, sono sul secondo, non un genitore amico. Un genitore è il genitore e l'amico è un'altra cosa, non può fare l'amico il genitore. E anche le regole, il limite, cioè tutta una serie di cose che prima di fatto le si poteva respirare al di là dell'aspetto educativo della famiglia, adesso se non lo fa la famiglia, chi lo fa? E quindi cosa assistiamo? Assistiamo a una delega, anche se non scritta, ma di fatto c'è, alla scuola, cioè il figlio cresce, diventa adolescente, non riesco a parlare con lui, spero che in qualche modo la scuola se ne occupi, spero che la società sportiva se ne occupa, spero che l'associazione ricreativa, e questo direi che non può andare, ecco perché l'idea e quello che stiamo facendo da anni, insomma, è quello di aiutare i genitori a riprendere il proprio ruolo genitoriale, perché se non un ragazzo crescendo non introietta il bene, il male, alcuni valori, di fatto poi insomma è difficile crescere, soprattutto in questo mondo globalizzato e anche con 1000 scelte. Sì, quindi è la responsabilità dei genitori sostanzialmente, no?
Sì, in realtà i genitori inseriti all'interno di un contesto, certo. Perché ovviamente poi c'è anche, dico io, e secondo me questo è un riconoscimento di potere e un fatto di vedere, c'è anche la responsabilità individuale del singolo minore, del singolo ragazzo, che deve essere portato a riconoscersi la responsabilità, che è anche protagonismo di conseguenza. Perfetto, allora il nostro tempo è concluso, si è concluso. Chi fosse interessato a sapere di più di questi servizi territoriali, ovviamente qualche residente dell'ULSS 22, ricordo il convegno di sabato 19 novembre al centro parrocchiale di Domegliara. Parleranno di questa esperienza ventennale dei servizi educativi territoriali della stessa ULSS. Io ringrazio il dottor Giavoni, la dottoressa Zermian, grazie a voi per l'attenzione e buon pomeriggio.